Riunione tecnica ieri sera della Giunta regionale per affrontare l'emergenza rifiuti in Calabria. Tra le soluzioni individuate per gestire il comparto, nel corso della riunione, l'autorizzazione per un conferimento extra nella discarica di San Giovanni in Fiore, un aumento dei quantitativi giornalieri nell'impianto Daneco di Lamezia Terme e l'ampliamento della discarica di Pianopoli. Saranno accelerati i lavori delle nuove discariche di Melicuccà e Casignana. Stamattina la parlamentare del PD Doris Lo Moro ha visitato il centro di accoglienza di Isola Caporizzuto per verificarne le condizioni dopo la rivolta del 1° agosto. La parlamentare è rimasta complessivamente soddisfatta della situazione trovata all'interno del centro, in cui, secondo lei, è tutto sotto controllo. Per l'Arci di Crotone i centri come quelli di Sant'Anna dovrebbero essere aperti anche alle associazioni antirazzismo. È stato commemorato ieri con una celebrazione eucaristica l'anniversario della nascita di Natuzza Evolo, la mistica di Paravati, che proprio ieri avrebbe compiuto 87 anni. La manifestazione si è tenuta sulla spianata della Villa della Gioia a Paravati. Circa 4.000 i pellegrini presenti. Il momento centrale è stata la solenne concelebrazione eucaristica all'aperto, presieduta dal vescovo Luigi Renzo. L'Eretico Tour 2011 di Caparezza fa tappa nel Cosentino, nella cornice del lago Arvo sull'altopiano silano. A Lorica, davanti a un pubblico variegato, Caparezza ha iniziato il suo show di 1 ora e 45 minuti di musica e spettacolo. Si fa trasportare sul palco dentro un baule in un'atmosfera natalizia e da lì tutto ha inizio. Ogni brano ha una sua scenografia, costumi e atmosfere attraverso classici, recenti e meno.